al Super Green Pass, certificazione rafforzata per i vaccinati con il tampone solo lavoro sui mezzi pubblici, regole in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, calda accoglienza in Friuli con qualche distinguo. Ore contate per la zona bianca in regione, Trieste e Gorizia le province con la maggiore incidenza in Italia, oggi 782 contagi, mai così tanti dal 20 marzo, eravamo in zona rossa. Medici radiati dall'ordine saranno tra gli ospiti del Capodanno Novax che l'associazione Liberi si nasce organizzerà a Lignano. Sconcertato il sindaco Fanotto, ci ripensino, evento ingiustificabile. Lutto nel mondo della finanza per la scomparsa di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. La sua lungimiranza di imprenditore arrivò anche in Friuli, dove con l'amico Andretta acquisì l'ex Torvis. Forestieri lancia un messaggio a Gotti e segno 2 volte in 50 minuti. L'argentino cerca maggiore spazio in squadra anche in vista del Genoa. Proprio di rossoblu iniziò il cammino di Gotti in bianconero. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovate all'edizione serale del nostro telegiornale. È arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto con le misure per contenere la quarta ondata della pandemia da Covid-19. Dopo la riunione della cabina di regia e l'incontro con le regioni, il Consiglio ha approvato le nuove misure, con in particolare la nascita del Super Green Pass, la certificazione verde rafforzata che spetta solamente ai vaccinati o ai guariti e l'obbligo del Green Pass base per i mezzi di trasporto pubblici anche all'interno dei confini comunali e regionali. In base alle nuove regole, chi non è in possesso del Super Green Pass non potrà entrare in bar o ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Le persone che non sono vaccinate o guarite non potranno nemmeno soggiornare in albergo. Per recarsi invece sul posto di lavoro è necessario e sufficiente il Green Pass ottenibile con un tampone molecolare o antigenico. Queste regole scatteranno a partire dal 6 dicembre, resteranno in vigore fino al 15 gennaio e dal 15 dicembre inoltre la vaccinazione sarà obbligatoria per il personale amministrativo della sanità, i docenti, il personale amministrativo della scuola, i militari, forze di polizia e membri del soccorso pubblico. L'introduzione del Super Green Pass trova sostegno in ampie fasce della popolazione, anche se c'è qualche irriducibile invece che ne invoca l'incostituzionalità. Siamo andati a Udine a sentire cosa ne pensa la gente. Favorevoli o contrari al Super Green Pass? Sfavorevole. Favorevoli, quindi è strafavorevole. misura... Sì, no, io sarei anche per l'obbligatorietà della vaccinazione. Infatti per alcune categorie dovrebbe essere introdotta anche questa. Sarei proprio un elenco, lo Stato chiama secondo l'elenco, se uno non fa gli danno multe o addirittura, non so, in galera o altre cose. Non sono favorevole. Come mai? Non lo trovo giusto. Discriminatorio? Anche, sì. Non lo trovo giusto tante cose, il vaccino e tante altre cose. Non sono Novax, non so, però queste imposizioni, queste cose non mi sembrano giuste. Io mi augurerei che tutti ce l'avessero. Per me andare sia all'autobus che andare al negozio serve, all'ospedale ti chiedono il Green Pass. Favorevolissimo. Ma c'è libertà di manifestare però nei limiti previsti dalla normativa. Questo sarebbe effettivamente da far applicare. Contrario, perché secondo me stanno un pochino esagerando con la privazione della libertà in generale. È favorevole teoricamente, contrario perché è una pagliacciata, è incontrollabile. Approfondimenti sulle decisioni del governo adottate appunto oggi, questa sera dell'Elettroshock a partire dalle 21 e si parlerà anche della situazione nella vicina Austria dove da lunedì si sta vivendo un lockdown simile a quello che abbiamo vissuto qui nel marzo scorso. E
intanto in regione si sono registrati oggi 782 nuovi contagi, mai così tanti dal 20 marzo scorso, quando eravamo in zona rossa. Sono stati rilevati su 8.950 tamponi molecolari e 15.860 test rapidi antigenici, le incidenze del 7,99%, 5 i decessi, 2 uomini di Trieste di 81 e 73 anni, un 74enne di Muggia, una donna di 101 anni di Pasiano di Pordenone e un 75enne di Tavagnacco. Sono 26 le persone ricoverate in terapia intensiva e 232 quelle accolte in altri reparti. 11 contagi rilevati tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 15 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani a Muggia, Gorizia, Grado, Cordenonse, Trieste e San Daniele, e 3 tra gli operatori delle case di riposo a San Dorligo della Valle, Udine e Nimis. Sono quasi 5.970 le persone in isolamento. E venerdì il Friuli Venezia Giulia dovrebbe uscire dalla zona bianca ed essere dichiarato zona gialla, con l'entrata in vigore effettiva delle misure restrittive a partire dal lunedì successivo, il 29 novembre. Lo afferma Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR. Secondo l'analisi del matematico, al momento solo la nostra regione registra parametri che segnano l'ingresso in zona gialla, anche se la curva dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive sale in tutta Italia. L'incidenza nel nostro paese è di 115 casi a settimana ogni 100.000 abitanti, fa sapere Sebastiani, che evidenzia come questo valore sia pari a circa un quarto di quello registrato in stati come Austria e Slovenia. Trieste e Gorizia sono le due province con maggiore incidenza a livello nazionale, con 680 e 495 casi. Segue la provincia di Bolzano con 440 casi negli ultimi 7 giorni. Migliorano lievemente, ma restano comunque oltre soglia i dati sulle occupazioni dei posti letto Covid. Dal monitoraggio dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali risulta che a ieri le terapie intensive erano al 14%, un punto in meno rispetto al giorno precedente, e le aree mediche al 18%, anche in questo caso in calo dell'1%. Le soglie di allerta, lo ricordiamo, sono al 10% e al 15%. A Udine i medici e gli odontoiatri Novax sospesi dal servizio sono 12 su 3.904 iscritti all'ordine. Non potranno esercitare finché non si sottoporranno a vaccinazione fino al 31 dicembre, a meno che il termine stabilito per legge non venga prorogato. Sono 12 medici gli odontoiatri sospesi sui 3.904 iscritti all'ordine di Udine. Non potranno lavorare né nel pubblico né nel privato perché non hanno ancora provveduto a sottoporsi a vaccinazione. Se lo facessero andrebbero incontro all'accusa di esercizio abusivo della professione. Lo riferisce il presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Udine, Gianluigi Tiberio, sottolineando che il dato dal punto di vista percentuale è confortante. A livello nazionale, su 468.000 iscritti agli albi, i professionisti sospesi sono meno di 2.000 e il numero tende a scendere, anche se di poco, settimanalmente. I medici e gli odontoiatri sospesi per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale previsto dalla legge per gli operatori sanitari saranno riammessi solo se si sottoporranno a vaccinazione o dopo il 31 dicembre, data in cui scade il provvedimento, a meno che il termine non venga prorogato. A differenza di chi viene radiato, conclude Tiberio, non hanno infranto le regole del codice deontologico. Dopo la manifestazione di ieri c'è una dura presa di posizione del personale dell'azienda sanitaria di Trieste Gorizia che prendono le distanze dagli operatori sanitari presenti al corteo, uno sfregio nei nostri confronti. Siamo noi, quelli che combattono in prima linea da 2 anni, ad assistere e curare le persone con il Covid e tutte le persone che hanno bisogno di aiuto, dissentiamo da quanto detto alla manifestazione di ieri. Il personale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina lancia un durissimo attacco ai manifestanti che per l'ennesima volta ieri hanno bloccato le vie di Trieste, mettendo in particolare nel mirino chi ha partecipato alla manifestazione da sanitario sospeso perché non vaccinato. Va precisato che non c'erano medici ma solo infermieri, o almeno che si dichiaravano tali. Il personale di Asugi in una nota specifica che l'utilizzo improprio dei dispositivi di protezione individuale da parte dei sanitari sospesi
sospesi, come ad esempio le tute bianche, utilizzate come simbolo di una lotta che non gli appartiene, lascia esterrefatti e costituisce un ulteriore sfregio verso i colleghi, cioè noi, che in questo momento di ripresa pandemica sono già messi a dura prova anche per la loro assenza, ma con impegno e infinita professionalità, spiegano i sanitari in servizio, e anche con dedizione continuiamo a fare il nostro lavoro. Medici radiati dall'ordine saranno gli ospiti d'onore del Capodanno Novax che l'associazione Liberi Si Nasce sta organizzando a Lignano Sabbiadoro al Bella Italia EFA Village, e l'invito circola in rete. Sconcertato il sindaco Fanotto, che invita gli organizzatori a fare un passo indietro. Antivaccinisti e contestatori della certificazione verde festeggeranno il loro Capodanno Novax a Lignano Sabbiadoro. L'invito dell'associazione Liberi Si Nasce sta circolando in queste ore nelle chat e nei gruppi social di riferimento per l'ambiente. Ci ripensino, il mio disaccordo su questa iniziativa è totale, commenta a caldo il sindaco di Lignano Luca Fanotto. Stando al programma diffuso in rete, la festa prevede il coinvolgimento di personaggi noti tra i Novax, tra i quali anche alcuni medici radiati dall'ordine, promotori peraltro di cure alternative naturali anche contro il cancro e di metodi non scientifici. Il brindisi di mezzanotte, si legge nel programma, sarà accompagnato da un momento in cui ci uniremo tutti per mandare i nostri intenti comuni all'universo e lanciare una potentissima ondata di energia collettiva. Invito gli organizzatori a fare subito un passo indietro, tuona il sindaco di Lignano Sabbiadoro Fanotto. Siamo sconcertati all'idea che mentre l'Italia intera si sta adoperando per non arrivare ad un nuovo lockdown e stiamo ancora pagando gli effetti gravissimi di alcune manifestazioni di piazza condotte senza mascherine e distanziamenti, ci sia qualcuno che pensa di festeggiare un Capodanno che prevede, cito testualmente, DJ set fino all'alba e uno spettacolo teatrale che porterebbe il titolo di The Covid Show. Tutto ciò mentre la maggior parte delle persone, prosegue il sindaco, sta facendo sacrifici enormi e vive con estrema apprensione la possibilità di nuove chiusure. Non c'è una singola ragione, tantomeno quella della necessità di fare affari, conclude Fanotto, che giustifichi l'organizzazione di questo evento in un momento così delicato. Troppi bambini già contagiati o in quarantena, e a Gorizia salta il Luna Park in occasione della ricorrenza di Sant'Andrea. Lo ha comunicato il sindaco Rodolfo Ziberna, che si è detto dispiaciuto perché c'è tanta voglia di riprenderci un po' di normalità e far divertire i bambini, ma ha aggiunto i rischi sono troppi e credo sarebbe dai responsabili non tenerne conto. La salute dei bambini viene prima di tutto, ha aggiunto il primo cittadino, che ha confermato invece la presenza delle bancarelle dal 4 al 6 di dicembre. Da questo pomeriggio è possibile prenotare la terza dose di vaccino anche per chi ha completato il ciclo primario da 5 mesi, dunque non sarà più necessario attendere 180 giorni. Lo ha fatto sapere il vicepresidente della regione Riccardi. Il riferimento è ai cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, vale a dire over 40, fragili, operatori sanitari, operatori ospiti delle case di riposo. Possono prendere appuntamento per la terza dose purché siano trascorsi almeno 150 giorni dal primo ciclo. L'assessore Riccardi ha evidenziato come la terza dose sia fondamentale per proteggerci in una fase di forte ripresa della curva epidemica e aggiunge: continua ad auspicare che chi in regione non sia ancora sottoposto alla prima dose si affidi alla scienza e al buon senso, facendo un buon servizio a se stesso, ai suoi cari e ai pazienti non Covid che subiscono le conseguenze di un intasamento ospedaliero evitabile. C'è un duro attacco dai partiti di opposizione in Consiglio contro la giunta regionale. Dalla relazione ministeriale sono emerse tutte le cose già denunciate e negate, in particolare dal vicepresidente Riccardi. L'attacco è frontale, pur con la precisazione che il momento, visti i contagi, è complesso, ma Partito Democratico, Cittadini, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia e Open FVG mettono nel mirino la giunta, in particolare il vicepresidente Riccardo Riccardi, dopo la relazione del Ministero che ha certificato alcune carenze nella gestione della pandemia. Gli anestesisti avevano naturalmente detto la verità per quanto riguarda le criticità che hanno affrontato, sono stati anche fatti oggetto delle parole dell'assessore Riccardi, che li ha accusati anche di strumentalizzazione politica. Caro assessore, non c'è nessuna strumentalizzazione, aiutiamo realmente, al di là delle parole, dei buonismi,
i nostri sanitari. Le critiche poi si estendono a tutta la gestione. È tutta una comunicazione poco trasparente che pensa più a coprire i problemi che a comunicarli. Dopodiché come opposizione abbiamo trovato diverse criticità. Le difficoltà di oggi sono molto pesanti per i cittadini. Il tracciamento che è assolutamente saltato sui territori, le famiglie, i positivi sono lasciati per diversi giorni totalmente in balia, senza notizie, senza riferimenti. La richiesta è quindi chiara. Noi chiediamo che ci sia trasparenza, chiediamo di ammettere le difficoltà. Siamo disponibili, come abbiamo sempre fatto, ad avere un approccio collaborativo perché il momento è difficile, però dobbiamo dire le cose come stanno, anche rispetto ai dati sulla mortalità, perché davvero il Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'Istat, si colloca al penultimo posto in Italia. La cronaca si sveglia e trova l'amico morto sul divano di casa. Tragedia questa mattina a Cervignano, dove un 32enne del posto, ospite di un conoscente, è stato trovato senza vita a causa di un malore. Nell'abitazione non sono stati trovati segni di colluttazione o di alcun tipo di violenza, è esclusa la responsabilità di terze persone. La salma è stata composta in camera mortuaria all'ospedale di Palmanova su disposizione del PM di turno della Procura di Udine. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Palmanova. Di lui si erano perse le tracce dopo un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. Forze dell'ordine e vigili del fuoco l'hanno cercato per tutta la notte anche con elicottero e unità cinofila e in tarda mattinata è stato trovato a casa dei genitori con un braccio rotto. Il protagonista della vicenda è un 46enne di Cividale che ieri sera era alla guida della sua auto quando attorno a mezzanotte e mezza ha perso il controllo della stessa ed è finito fuori strada a Orzano di Remanzacco. Stordito e ferito è comunque uscito con le sue forze dall'abitacolo e si è allontanato dal luogo dell'incidente. Da quel momento di lui si è persa ogni traccia. Nella notte è stato cercato da carabinieri e vigili del fuoco dopo che la Sores ha attivato anche il personale sanitario. Sono stati contattati tutti i pronto soccorso senza esito, il suo telefonino risultava spento. Questa mattina era stata anche allestita una base operativa di ricerca da parte del comando di Udine e dei vigili del fuoco. In tarda mattinata si è scoperto appunto che l'uomo era a casa dei genitori. Recuperati dai carabinieri di Pordenone 2 trattori del valore di 90.000 euro rubati un paio di settimane fa in 2 aziende agricole di San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto. I mezzi erano nascosti in un capannone dismesso nella campagna a Zanese. Quelle feste nella Villa dei Nomadi a Pradamano a fine 2019 con musica forte e fuochi artificiali fecero infuriare sindaco e paesani e la vicenda si è in parte chiusa oggi in tribunale a Udine. Feste rumorose a Pradamano, nella Villa dei Nomadi, il caso si chiude con il pagamento di 309 euro. In tribunale a Udine si è risolto con il versamento di 2 oblazioni, da 154 euro ciascuna, il processo per disturbo alla quiete pubblica a carico di Claudio Braidic. L'uomo era accusato per alcune feste molto rumorose, con tanto di musica fino all'alba e fuochi artificiali, organizzate nella villa di famiglia a Pradamano nel periodo natalizio del 2019, durante le quali erano intervenute anche le forze dell'ordine. Allora i festeggiamenti avevano attirato le ire dei vicini e dei paesani, nonché del sindaco Enrico Mossenta, sfociato in una raccolta di firme e poi nel processo. Tanto rumore per nulla, afferma il difensore, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, il quale ricorda che restano in piedi le denunce presentate da Braidic nei confronti del sindaco, di una vicina di casa e di altre persone intervenute sui social in merito alla vicenda per violazioni di domicilio, della privacy e istigazione a comportamenti che determinano discriminazione etnica e razziale. Lutto nel mondo della finanza per la morte di Ennio Doris, ha lasciato un segno importante anche in Friuli Venezia Giulia. È morto la scorsa notte a 81 anni Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. L'imprenditore era anche proprietario con la famiglia Andretta della ex Torvis di Torviscosa. Originario di Tombolo in provincia di Padova, per oltre 40 anni è stato indiscusso protagonista della grande finanza italiana. Nel 1997 Doris e Andretta comprarono l'azienda agricola di Torviscosa per 97 miliardi di lire dal dissestato gruppo Ferruzzi. A Torviscosa in molti ricordano l'azione coraggiosa dei 2 imprenditori, poiché, spiega Claudia Sacilotto della Cisle, che per lunghi anni ha seguito il settore agricolo, si trattava di recuperare il prestigio di quella che era la più grande azienda agricola italiana e salvaguardare l'occupazione.
Attualmente vi lavora una trentina d'addetti, ricordano Stefano Gobbo della FAI CISL e il sindaco di Tor Viscosa Marco Turco. Ho avuto l'occasione, dice Turco, di conoscere personalmente Ennio Doris in una delle sue visite a Tor Viscosa, dove arrivava in elicottero. È una perdita importante, sottolinea ancora il primo cittadino, perché aveva delle visioni di finanza all'avanguardia e uno dei primi imprenditori a mettere la faccia nei suoi progetti. A Tor Viscosa, l'azienda, che è seguita direttamente dalla famiglia Andretta, ha fatto importanti investimenti come 50 ettari di uva per il prosecco e il progetto di ristrutturazione di una stalla dove far convogliare tutti i capi di bestiame attualmente parcellizzati sul territorio. Proprio Renato Andretta spiega perché l'amico Ennio si è lanciato nell'avventura di Tor Viscosa. Il padre era mediatore di bestiame e lui ha ereditato la passione per l'allevamento. Il Movimento 5 Stelle è pronto a dare battaglia per eliminare alcuni paletti introdotti dalla finanziaria che al momento limitano il super bonus. Che il super bonus per ristrutturare casa, piazza e friulani è fuori discussione, visto che in moltissimi stanno approfittando dell'agevolazione statale. Tuttavia le ultime modifiche nella manovra del governo, con limiti di ISEE e paletti per le unità unifamiliari, stanno preoccupando non poco. Il Movimento 5 Stelle, principale fautore del bonus 110%, è al lavoro in Parlamento per raddrizzare la situazione. La volontà politica del Movimento 5 Stelle è ferma nell'eliminare dal testo della manovra il limite ISEE dei 25.000 euro per le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti. Così come vogliamo depennare la condizione che è stata introdotta e che riguarda la presentazione della CILA entro il 30 settembre 2021 per proseguire i lavori fino al 31 dicembre 2022. Queste novità inserite nel testo governativo non ci piacciono. Altro tema è quello del decreto antifrodi. Sia chiaro, ben vengano i controlli contro i furbetti, ma non siano di ostacolo alla fruizione dei bonus, che stanno facendo risparmiare famiglie e ripartire l'economia. Anche perché i residenti della nostra regione non vogliono farsi scappare l'opportunità. In Friuli Venezia Giulia al 31 ottobre si registravano 1402 asseverazioni, per la maggior parte edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti, per un totale di investimenti ammessi a detrazioni pari a circa 192 milioni di euro e un totale regionale di detrazioni previste a fine lavori di 211 milioni. Siamo quindi pronti a dare battaglia in sede di legge di bilancio per offrire a tutti la possibilità di usufruire dei bonus, senza paletti iniqui che danneggiano non solo il singolo contribuente, ma la società intera. Anche a Udine questa mattina tassisti in sciopero contro il disegno di legge concorrenza. 40 mezzi fermi in tutta la città per manifestare contro l'articolo 8 del DDL concorrenza. I tassisti sono scesi in piazza per chiedere garanzie e certezze in un momento già minato dalla pandemia che sì ha visto gli autisti in prima linea, spesso però senza clienti per le chiusure e costretti ad esborsi importanti per garantire le misure di sicurezza. Sono due i punti cardine: la facilitazione di acquisire una licenza, sempre inerente agli enti locali, per le deleghe che hanno sulle tariffe, sulla numerazione dei taxi. Delegando un ente nazionale ci sarà più facilità a multinazionali come Uber a entrare a pie pari in un mercato che attualmente è fermo. Abbiamo pagato uno scotto considerevole, sì, in termini di mancanza di lavoro e in altri termini di allestimenti particolari delle vetture per tenerci un po' al riparo dai rischi che tutti conosciamo. La beffa è stata che avevamo la possibilità di lavorare, però tutta la gente era chiusa in casa, quindi non è stato raro iniziare la giornata con zero e finirla con zero di incasso. Anche quest'anno Telethon si svolgerà in maniera virtuale, come accade nel 2020. Niente festa di piazza, ma lo spirito di Telethon non si ferma. Confermata la versione digitale già sperimentata nel 2020, con i podisti e le squadre che si impegneranno da remoto per donare il proprio tempo e i propri chilometri alla ricerca, in una settimana invece che nelle classiche 24 ore. Avevamo provato, ci credevamo, volevamo ritornare quest'anno a vivere dal vivo la nostra manifestazione, ma purtroppo ci siamo dovuti rassegnare. È chiaro che è una festa che nella socialità trova il suo motore
e doverla fare in modo virtuale è certamente un grande limite. È un appuntamento importante, si farà in forma virtuale, io spero che il prossimo anno di poterla realizzare perché è una cosa importante per la città, c'è una partecipazione veramente numerosa di tantissime persone e soprattutto anche l'aspetto economico è molto anche questo significativo perché è un aiuto concreto ai ricercatori per sconfiggere queste malattie rare. Non potevamo arrenderci, non potevamo dire che Telethon quest'anno non si sarebbe corsa, ma anzi le sfide le vinciamo come nella ricerca, nello sport, e quindi il traguardo della solidarietà verrà tagliato anche quest'anno, seppur simbolicamente non siamo tutti insieme, ma siamo sparpagliati in tutto il territorio della regione e anche oltre. Il tanto criticato Babbo Natale di Piazza Libertà a Udine ha in realtà gemelli ovunque. Tanto deriso a Udine quanto apprezzato in altre città d'Italia. Il Babbo Natale semisdraiato scelto dal comune di Udine per addobbare e colorare Piazza della Libertà in realtà ha diversi gemelli sparpagliati nel bel paese. Dalle Marche alla Liguria, dal mare alla montagna, il mega bombolone natalizio appare davanti a vari monumenti storici o al centro di numerose piazze storiche del bel paese. Gemelli della mascotte udinese si trovano ad esempio ad Arezzo in Toscana, nel fondovalle della Valsugana, più precisamente a Levico Terme, circondato dalle montagne del Lago Rai, a Tolentino in provincia di Macerato, a Varazze in provincia di Savona. Ovunque troneggi, la grande sagoma è stata decorata con fantasie e corredi scenografici differenti. In nessun'altra città però si sono registrate così tante critiche come quelle che ha coinvolto il Babbo Natale friulano. A Udine, in virtù della strana posa scelta dai suoi creatori, il mega bambolone è stato definito stanco, brillo, sdraiato, un lontano parente dei Simpson, ma addirittura è stato giudicato uno scempio estetico da alcuni esponenti politici dell'opposizione. Al di là delle opinioni e dei gusti personali, va detto che il mega Santa Claus, illuminato da centinaia di luci a LED e realizzato in diverse dimensioni, è stato ideato in primo luogo per piacere ai bambini, oltre che per essere immortallato nei selfie da condividere poi sui social o da custodire negli album di famiglia. Un vero business per chi commercializza l'addobbo, ma anche un successo per quei comuni che hanno deciso di puntare sul simpatico pupazzone natalizio. Intitolata a Elisabetta Imelio, la Casa della Musica di Pordenone. C'è freschezza nell'aria. È stata intitolata ad Elisabetta Imelio, bassista e cantante dei Prozac Più e dei Sic Tamburo, scomparsa a 44 anni un anno fa in seguito a una lunga malattia. La Casa della Musica di Pordenone, inaugurata un mese fa in Piazza della Motta. Il comune ha scelto lei come simbolo della musica ed esempio per i più giovani. Avviene nel segno dell'unità di tutta la città, delle sue componenti culturali, artistiche e musicali. E certo anche un giorno di dolorosi ricordi, ma anche nello stesso tempo un giorno di festa, di gioia, un giorno di rinascita. Alla serata hanno partecipato anche il marito e il figlio di Elisabetta. Estremamente emozionante e noi siamo molto orgogliosi della città di Pordenone che ha voluto dedicare la Casa della Musica a Elisabetta, perché Elisabetta, oltre a essere una musicista che qui è nata, qui si è nutrita di musica, ha portato la musica in Italia con dei progetti molto importanti per il ruolo della donna e per il tipo di persona che lei è stata. Commoventi le parole della sorella Federica, che ha letto uno scritto di Elisabetta. Mi raccomando, abbiate cura di voi, del vostro corpo e della vostra anima. Scoprite ciò che amate, il vostro talento, e non perdete tempo. La vera vittoria sta nel decidere di essere felici. Ieri ho pianto. Oggi ho deciso di prendere il bello di questa giornata, di cantare, di esibirmi. Come da tradizione, Pradamano sarà uno dei primissimi comuni ad assistere in anteprima alla calata dei Krampus. Cresce l'attesa per i tanti appuntamenti organizzati in paese per sabato. Scende il Natale a Pradamano, Sindaco?
Sì, accendiamo il Natale con questo sabato 27 novembre sulla Piazza della Chiesa, con la presenza di bancarelle e festa, e soprattutto diciamo che la prima parte della giornata sarà dedicata a un tema medico come il dono del sangue, la presenza dell'autoemoteca e un convegno sul tema del Parkinson. Nel pomeriggio ci sarà dalle 2:30 uno spettacolo teatrale con la compagnia Anatema dal titolo Il magico mondo del Natale, che coinvolgerà i bambini più piccoli, che concluderanno la loro giornata verso le 6 di sera, in cui tutti quanti sono invitati con lo spettacolo degli Scaupaz, uno spettacolo tradizionale che si ripete quasi ogni anno a Pradamano e al quale tutti quanti siete invitati, e per cui vi aspettiamo sulla Piazza della Chiesa. Copertina dedicata a Forestieri, tra poco a Sport FVG per l'Argentino, 2 gol segnati in soli 50 minuti giocati, chiede un posto in squadra, maggiore attenzione da parte di Gotti. Parleremo anche di basket con il rinnovo per 2 anni di Cassesaro, Webigesteco Cividale. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.